vedere aumentare e crescere le disparità con le regioni più ricche, e non è un caso che siano proprio Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia a farsi portatori in testa di questo tipo di politiche, e che la diminuzione delle entrate per le regioni più povere provocherà non solo un aumento di costi e spese per qualsiasi famiglia del mezzogiorno siciliano, ma anche per una prevedibile perdita di competitività dei nostri servizi. Quindi unità nazionale e solidarietà, diciamo noi, nel pieno rispetto dello spirito della Costituzione italiana, cioè cosa molto diversa, unità nazionale e solidarietà, da differenziazione e competitività. E questa credo la nostra sfida e questo l'impegno che noi ci poniamo per il futuro. Grazie.